Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 9 del Palermo Futsal Club che oggi fa visita al Giudecca. Una partita che vale, lo possiamo dire, 6 punti, perché sono due formazioni che non hanno iniziato bene il loro campionato. Da un lato i padroni di casa hanno soltanto 3 punti, 3 in più invece, dunque 6 per i rosanero di Mister Gentile. Qui vedete dare il cenno prima di cominciare, poi un sorriso con Salamone. Anche tutto il resto della squadra in maglia biancorossa di mister Rudy Corrao a dare batticinque ai propri avversari, poi prima la panchina, poi avversari, insomma. Adesso è tempo delle foto per il Giudecca. Poi l'abbraccio tra Di Chiara, Gennaro, Chinnici, San Martino. Volevamo fare come sempre il piccolo giochino delle formazioni, però sono già schierati in campo. Dunque Gennaro lì davanti da pivot, Nicchia, Di Chiara, Chinnici e in porta Giovanni San Martino. Dunque l'assenza oggi è quella di Agostino Raccampo con il classe 2005 che invece sarà il primo portiere. Poi un esordio anche, vedremo se ci sarà spazio per lui, ovvero Giuseppe Megna, classe 2006, uno dei protagonisti dell'Under 19, invece oggi sarà il secondo portiere. Nel frattempo noi vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard prima di cominciare, poi ricordiamo come in ogni partita che il tempo è effettivo, dunque saranno 2 tempi da 20 minuti. Poi l'abbraccio tra Gennaro e Moncada, nel frattempo vediamo Moncada, Sanso, Salamone, tra i pali Alagna e con la 17 Alessio Lucchese. Questo sarà il quintetto di casa che inizierà la sfida dunque con i rosanero a battere, con Gennaro che inizierà questa sfida. Ricordiamo, dicevamo anche prima, una gara che vale praticamente 6 punti, non 3, non può essere altrimenti per le due formazioni, entrambe alla ricerca di punti, entrambe per un unico obiettivo, quello della salvezza. È vero, siamo soltanto alla 9ª giornata, però il campionato si sta delineando sempre di più. Le due squadre dovranno lottare fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo. Nel frattempo Gennaro, dicevamo, sul punto di battuta si attende però il fischio del signor Pietro Bennici della sezione di Agrigento, con lui Luigi Provenzano sempre di Agrigento e poi la signora Stefania Tranchida di Trapani. Inizia anche la sfida con Gennaro, Chinnici e adesso Nicchia. Avanza il 10, cerca l'imbucata da Gennaro che deve lottare come sempre quello che è il suo ruolo, poi imbucata dalle parti di Nicchia che aveva tagliato anche bene, ma Alagna l'ha presa senza troppi problemi, lasciandola scorrere in rivesta dal fondo. Sanso, Lucchese, adesso Salamone, Lucchese, pressione di Chiara, Salamone ancora, Lucchese, Di Chiara vuole mettere in difficoltà fin da subito, poi Alagna con il tocco indietro alla centrale di prima Moncada, Lucchese, Moncada ancora, Alex Monreale, ex anche Sporting Alcamo, così come Sanso, i due erano infatti compagni di squadra proprio lo scorso anno nel campionato di Serie B. Lucchese, un under molto interessante, Sanso di prima, tiki-taka a lungo da parte del Giudecca, con il pallone direttamente dalle parti di San Martino che riparte da Chinnici. Chinnici, vediamo se trova lo spiraglio, lui che lo scorso anno nel campo di C2 proprio qui è stato espulso, unica espulsione del campionato del numero 10, notizia anche importante perché effettivamente lui è un giocatore molto molto corretto, prende difficilmente anche soltanto il cartellino giallo, gli prese invece il rosso. Tempo sconto tra Lucchese e Di Chiara, alla peggio però si tocca il botto, forse un contrasto con il 33 rosanero che probabilmente avrà preso una botta nel modo di liberarsi, la pressione del 33 che poi aiuta anche a rialzarsi, stanno un po' parlando tutti. E poi palla restituita da Gennaro dalle parti di Alagna e poi Salamone, Sanso, Moncada, poi Chinnici, l'ultimo tocco però è proprio del 10 rosanero, rimessa laterale battuta rapidamente Salamone,
con la suola, appoggia da Lucchese che si è decisamente ripreso dopo la botta precedente, rischia un po' sulla pressione di Gennaro. C'è anche Di Chiara sempre pronto a mordere le caviglie, proprio Di Chiara che in settimana ha parlato anche ai microfoni della società dicendo come bisogna rialzarsi fin da subito, partendo proprio da questa sfida fondamentale. Moncada in mezzo a due, palla con la punta, ha cercato di farla passare, non ci è riuscito. Gennaro sterzata, Gennaro in mezzo a due, magia di Gennaro che poi appoggia da Di Chiara che guarda la porta, cerca forse un'etta versione dentro, Nicchia la tocca, la porta dietro da Di Chiara, un po' assente però la Nicchia, non sta avendo molti palloni giocabili, ma vediamo se si accende il 17 che sicuramente è una delle note più positive della formazione rosanero. Sta veramente facendo una grandissima stagione, gol e assist, belle giocate, ma soprattutto un minutaggio incredibile perché mister Gentile non rinuncia quasi mai a lui. Oggi però in porta c'è un under che è San Martino, di conseguenza anche Nicchia si può prendere forse un po' più di riposo, anche se in realtà manca Sugione che invece è una delle pedine più utilizzate. La mister Gentile oggi assente, ma nel frattempo Nicchia non si gira con Sanzo che è molto bravo qui a tallonarlo. Lucchese parte sempre molto basso il 17. Salamone, Sanzo, Nicchia intercetta, ritmi per ora non molto alti in realtà in questo pomeriggio, è iniziata da qualche minuto. Adesso purtroppo oggi non abbiamo la possibilità di darvi in live il tempo. Moncada, attacco per Lucchese, il campo però è finito, c'era comunque Di Chiara lì pronto ad intervenire, con Di Chiara che batte, palla lunga su Gennaro, palla in cassaforte con il 16 che la restituisce nuovamente a Di Chiara, poi Lucchese fa un bel recupero. Salamone, era una bella idea quella di Chiara e di Gennaro che stanno cercando di dialogare tanto in questi primi minuti di gioco. Non è arrivato il pallone, era bella l'idea, però è rimasta un po' tutto lì. Sarà dunque rimessa laterale con Lucchese che appoggia da Salamone. Nel frattempo non si riscalda nessuno né da un lato né dall'altro. Vedremo se mister Gentile e mister Corrao poi cercheranno di trovare qualcosina dalla panchina. Ci sono diverse frecce, vedremo. Moncada per Salamone, palla che termina poi dalle parti di Lucchese che calcia direttamente sulla schiena di Nicchia, poi là che rimbalza Gennaro, forse fa fallo, level forse fa fallo, un po' troppo veemente il suo contrasto. Sanzo che batte rapidamente da Lucchese, centrale, Moncada cerca tanto l'appoggio sull'8. Salamone, ma il passaggio, Gennaro deve autolanciarsi, è solo, se allunga forse un po' troppo, palla che rimane in campo, Gennaro mette dentro e poi Lucchese allontana tutto. C'era Nicchia sul secondo palo ben appostato. Adesso Chinnici fa centrale, c'è l'inserimento di Gennaro ma preferisce tornare da Di Chiara. Nicchia, sovrapposizione del 33, Nicchia ancora, Chinnici di prima su Di Chiara, Lagna con le mani anche messo un po' in difficoltà da Di Chiara. Nicchia mette giù il dribbling, sterzata su Lucchese, lo salta, Nicchia calcia, Sanzo intercetta, poi Gennaro ancora, un po' tergiversato qui Gennaro, forse poteva anche calciare verso la porta, non se l'è sentita. Nicchia, finta e controfinta, Lucchese questa volta lo fronteggia bene, lo manda anche un po' sull'esterno. Dunque Chinnici sbaglia il tocco su Gennaro e comunque lo ringrazia. Adesso sta crescendo un po' il Palermo ed è rimessa laterale. Nel frattempo Chinnici si prende in marcatura sempre Moncada. Sanzo, non ci va Gennaro, riesce a lanciare, Moncada mette giù Lucchese, c'è spazio su Salamone, esce Di Chiara come può, si torna però da Sanzo. Moncada, Sanzo ancora, pressione di Gennaro qui, bravissimo a prendere il pallone, poi anche un po' sfortunato perché non gliel'ha rubato, poi lo tocca ancora, sta recuperando, o meglio sta intercettando tantissimi palloni Gennaro. Di Chiara, c'è Chinnici vicino a lui, non se lo serve, lo fa adesso, è sul destro, vuole rientrare sul suo solito mancino, infatti lo fa adesso con Di Chiara. Alza lo sguardo, poi imbucava su Gennaro e Alagna qui si ritrova il pallone lì, si è salvato quel Giudecca. Una bella idea quella di Di Chiara con Gennaro che non la tocca, ma forse fa bene a non toccarla perché mette più in difficoltà. Tanto Nicchia ruba il pallone a Lagna,
riesce ad allontanare, ma adesso sta scherzando un po' col fuoco il Giudecca. Chinnici, però c'è Gennaro che si sta allacciando la scarpa. Chinnici se ne è accorto, anche nel gesto di sportività di Lucchese di non pressare l'avversario, ma consentire alle 16 rosanero di tornare poi con entrambe le scarpe allacciate. Salamone. Sanzo. Se punta Nicchia, cambia tutto, Di Chiara intercetta, Di Chiara mette dentro Gennaro, poi Nicchia e Sanzo sulla linea. E se l'è divorato il Palermo, che chiedeva un tocco col braccio, però sembrava effettivamente tutto attaccato. Poi anche Mister Gentile si lamenta un po', però da qui sembrava effettivamente tutto ok. Nicchia per Gennaro, si appoggia, poi va giù, forse c'è fallo, forse no, si continua. Sanzo credo avesse commesso fallo, ma tutto ok. Nicchia per Di Chiara, di prima su Gennaro, la tocca Salamone, adesso è un Giudecca tanto in difficoltà con il Palermo che deve attaccare adesso, lo deve fare in questo momento, sfruttando i giocatori in campo con Di Chiara e Nicchia che sono molto molto veloci, anche chiaramente Chinnici, un po' più statico Gennaro, però ha un lavoro da pivot. Di Chiara imbucata per Nicchia, la trova Nicchia e Alagna forse con la faccia la prende. Qui tanta sfortuna, avrebbe meritato il gol Alessandro Nicchia, che sta facendo una stagione incredibile. Salamone avanza, lo fronteggia Gennaro, poi Sanzo si appoggia, Di Chiara non è, lo vuole fare passare, Di Chiara, apertura per Gennaro e che sbaglia veramente. Una cosa facilissima Di Chiara, doveva darla sui piedi al compagno, contropiede Moncada, poi sul secondo palo non lo serve, Salamone rientra, che invece va a dare subito fastidio, Gennaro rientra, poi appoggia da Nicchia che veloce la prende, Nicchia calcia, Alagna ancora. Adesso il Palermo sta flirtando con il gol, nel frattempo Mister Gentile chiama il capitano, chiama Vito La Fiura, servono gol. E chi se non è il capitano Chinnici, riparte il Palermo dopo il bel lavoro di Gennaro. Chinnici salta l'uomo ma non Lucchese che riparte, Nicchia non lo ferma, poi apertura ottima, mette sul secondo palo San Martino. E questa è una partita dove credo che sarà tutta così, perché il Palermo attaccherà e il Giudecca sfrutterà invece il lavoro di ripartenza. Intanto un cambio dentro in calcaterra, Rosario in calcaterra con la 20, fuori Salamone, dentro anche Capitan e Vito La Fiora, fuori Gennaro forse la prossima, perché non è ancora entrato in realtà. Però sentivamo Mister Gentile chiamare il cambio proprio per Gennaro, quindi insomma ve lo anticipiamo. Sanzo imbucata, Di Chiara mette in difficoltà Moncada, poi tacco illuminante per Nicchia che deve partire, salta l'uomo, va giù, c'è fallo, dice di no Lucchese, però da qui effettivamente sembrava abbastanza netto. Sarà quindi calcio di punizione. Noi intanto vi chiediamo scusa se le immagini non sono perfette, ma purtroppo non c'era una postazione migliore per potervi regalare delle immagini migliori, un'immagine più pulita. Ci proviamo a dare sempre il meglio, a volte purtroppo le visuali non sono perfette. Nel frattempo va Di Chiara che però forse credo lascerà Gennaro che ha un tiro da vedere, vediamo. Invece è uno schema per la conclusione di Lorenzo Chinnici. Lo schema funziona perfettamente, la sblocca con la maglia numero 10 Chinnici, che poi vuole tutti in panchina, l'abbraccio con Leo Gargà. 0-1. Poi sentite anche la voce di Fabio D'Alessandria, il DS, un direttore sportivo, ma chiamato così. Nel frattempo dentro Capitan La Fiura, fuori Gennaro, un ottimo inizio di partita per il 16. Ha fatto un gran lavoro sporco, poi Di Chiara ruba il pallone, sta giocando benissimo Di Chiara, poi ancora in calcaterra Di Chiara prende pure questa con un dribbling, Lucchese palla lontana e forse qui qualcosina avrebbe dovuto fischiare. Palla centrale in calcaterra, Chinnici non lo fa girare e poi Moncada che adesso lo stiamo vedendo un po' più indietro, è partito avanti da pivot, adesso torna nel suo ruolo, quello laterale.
effettivamente lo ha visto fare tanto bene con le diverse maglie. Moncada, Sanzo, poi Di Chiara, intervento molto duro. Ma Di Chiara sta giocando benissimo in questo inizio di match. Nicchia porta a spasso Lucchese, cambia ancora da Lorenzo Chinnici, palla sulla Fiora, anticipato però nettamente da Moncada che col tacco poi torna pure dietro. Palla su Incalcaterra, deve puntare l'uomo ma riesce a tornare indietro. Moncada salta nettamente la Fiora, poi mette un secondo palo, è sempre un super Di Chiara che sta lottando veramente come un pazzo. Moncada, Di Chiara ancora, intercetta, poi Nicchia vuole fare correre il Gese, poi chiede anche un cambio, Nicchia per la Fiora che può calciare, la Fiora! Il 100° gol, finalmente è arrivato, Capitan, Vito la Fiora, fa il secondo gol, Nicchia fa l'assist, ma il lavoro di Di Chiara è impressionante, ha recuperato pure questa, 0-2. E poi lascia anche il campo Di Chiara, è molto stanco, ma credo che vada bene così. Dentro Lauti e dentro anche Fabio Lucchese al posto di Nicchia che lascia il campo dopo un gran bell'assist. Vedremo se arriverà al gol, lo merita tanto il 17. Ed è 0-2 risultato. Pressione di Lucchese. Lucchese su Lucchese. Adesso abbiamo due Lucchese. Un po' più complicato per me le cronache. Uno è rosso-nero, l'altro è bianco-rosso. Insomma, riusciremo serenamente a darvi l'informazione corretta. Pressione di Lucchese, poi Incalcaterra su Chinnici. Palla meglio, va sul destro, Chinnici lo chiude, palla poi fuori, direttamente portata dal 20 con il signor Provenzano che infatti indica la rimessa rosa-nero. Lucchese e Chinnici con il quadricipite della porta in avanti, la Fiora che rischia tanto qui però la palla passa verso il compagno di mille battaglie Lorenzo Chinnici, c'è l'inserimento di la Fiora, infatti lo vede, era una bella palla quella di Chinnici ma leggermente troppo. Intanto si riscatta anche Lopez, uno dei migliori sicuramente in questa stagione, grande fase difensiva, gli manca un po' quell'offensiva ma è un centrale, uno dei centrali forse più attenti nella fase difensiva, forse il più attento nella fase difensiva è la ciurma di mister Gentile. Apertura, conclusione in Calcaterra, San Martino era andato giù ma la palla non è arrivata dalle sue parti e dunque calcio d'angolo. Vediamo come lo batterà Moncada, va dietro, schema per la conclusione di Incalcaterra, prende direttamente la Fiora. Lucchese, San Martino, poi Lucchese ancora, Chinnici, Lauti, Lucchese cambia gioco benissimo dalla Fiora, c'è la sola posizione sul capitano, Lucchese non ci arriva, era un po' complicata ma anche giusta però l'idea di la Fiora. Lucchese, è entrato in campo Gamnicchia, mancino naturale, Lucchese, Moncada, poi l'anticipo di Chinnici è netto, la Fiora può calciare, se la costruisce, poi apre Lauti, secondo palo! Lorenzo Chinnici chiude perfettamente dall'altra parte e fa 0-3, tutto facile adesso. Grande palla di Monderlaute che conferma il suo essere un grande assist-man perché in 4 partite, questa è la quarta, fa 3 assist. Dentro, adesso Lopez per Chinnici. Lucchese punta Lauti che non deve commettere fallo come dice mister Gentile, poi intercetta un attimo la Fiora, poi si appoggia e qui forse qualche dubbio perché l'esperienza da parte di Cusenza è stata sicuramente importante. Lopez l'ha un po' trattenuto, poi l'ha lasciato ma non è bastato per far non fischiare il signor, in questo caso Provenzano, perché è più vicino effettivamente rispetto al signor Bennici che sta coprendo la fascia destra del Palermo chiaramente. Tanto calcio di punizione con Incalcaterra ma anche Moncada, vediamo chi calcia perché c'è solo la Fiora in
barriera, conclusione forte, Lopez sul palo, la prende lui, non San Martino, poi Lauti commette fallo, chiede subito scusa a Cosenza che ne guadagna un altro nell'istante successivo al precedente. E poi il signor Benici dice fischio io. Anche l'esperienza di Chinnici che da fuori suggerisce ai compagni di non commettere fallo. Adesso cerchiamo di capire quanto sia effettivamente passato. Cercheremo di darvi l'informazione nel più breve tempo possibile, però purtroppo è un po' lontano la sezione del crono, quindi bisogna un po' attendere. Nel frattempo sul punto di battuta vediamo sia Moncada che Incalcaterra, ma questa volta credo che Moncada voglia calciare direttamente, invece no, cosa smentirci, Incalcaterra fa finta, Moncada direttamente da Capitan La Fiora. A segno i giocatori più, mi perdoneranno, chiaramente anziani della squadra, come La Fiora e Chinnici, che sono sempre più i protagonisti, come sempre, ormai da anni, dalla Serie D di questa squadra che adesso è in C1. Lucchese, bel lavoro, va giù, scivolata, poi Lauti la tiene, lotta un po' con Cosenza, poi il rimpallo lo sfavorisce, Lucchese, Moncada, finta ancora, Lucchese sempre, io si punta La Fiora, è più rapido, lo sa infatti sterza, gioco di gambe, Incalcaterra. Con Lucchese, bravissimo qui, a non concedere ancora lo spazio. Cosenza. E poi Lucchese, bravo a chiudere ancora. Poi Cosenza con Lopez, un duello che credo vedremo per tanti minuti. Va ancora giù, non c'è nulla, Lopez giganteggia in difesa come sempre. Apertura, La Fiora salta nettamente l'avversario, La Fiora ancora se la costruisce solo, La Fiora può calciare, poi cerca invece un tocco su Lucchese, palla passa, ma non è pulitissima, c'è una deviazione, dunque rimessa laterale. Lauti apre per Lucchese col tacco, poi Lauti cerca forse un passaggio sul secondo, La Fiora, Lauti di prima, Lopez la difende sulla pressione anche di Incalcaterra. Lauti è entrato bene in partita, il 98 che poi torna saggiamente dietro da Lopez, fa centrare La Fiora, non la prende Alagna, poi Moncada. Dopo c'è spazio anche per Antonio Pisani, ma al posto di chi? Potrebbe entrare al posto di Lauti o di Lucchese, non c'è nemmeno il problema dell'under perché San Martino è in porta, quindi dicevamo gli altri assenti oltre al raccampo, Corsino, Diego e Danilo Alario, Emanuele Fiorentino che ancora non ha realizzato nemmeno una partita in campionato, nemmeno in stagione. Nel tempo è pronto Pisani e poi anche Nicchia si rialza, quindi credo che usciranno entrambi i laterali, quindi Lauti e Lucchese. Apertura su Lucchese, sbagliata però. Fuori Lauti, dentro Pisani, applausi per il 98 che effettivamente è entrato molto bene. Sanso, apertura per Moncada, San Martino, gran parata questa sulla diagonale non perfetta di Lucchese. La Fiora, Lucchese scivola, poi il dribbling è ottimo, ancora Fabio Lucchese, apertura perfetta per La Fiora, Lagna, e poi non arriva Lucchese a calciare, ben murato dall'avversario Salamone che da quando è uscito effettivamente il Giudecca ha faticato tanto, credo che mister Corrao non dovesse levarlo. Nel frattempo anche Flavio Cignani si alza dalla panchina.
e Nicchia potrebbe entrare per la Fiura. Alagna si gioca con il quinto, la tocca Lucchese, poi la Fiura, Lucchese ancora sul ginocchio di Salamone che poi apre San Martino. Lopez si concede anche un piccolo dribbling, Pisani di ritorno per Lopez, palla che passa, Alagna cerca la porta. Lopez, pressione alta, la Fiura, palla in cassaforte anche con lui, poi si riscalda anche Gennaro, sbaglia la Fiura, poi il dribbling di Sanzo, ancora vedo la Fiura. Sanzo, Salamone per Incalcaterra che vuole puntare, poi apertura su Moncada, a dimenticare. Entrò Nicchia per Lucchese, è stato un grande inizio di partita. Nicchia rischia tanto, forse troppo Nicchia, voleva il fallo, non c'è nulla, poi ancora Lucchese va giù, si continua. Lopez un contropiede, 4 contro 2, non la deve sprecare il Palermo. Nicchia per la Fiura, rientra Mancino, la Fiura! È il poker del Palermo, ancora Vito la Fiura, continuiamo, facciamo il conto, 101 per lui. Ha faticato nelle ultime partite, non arrivava il 100° gol, quasi una maledizione, adesso ne fa 2 e allontana tutti i fantasmi Vito la Fiora. Nel frattempo fuori Lopez, dentro Cignani e vediamo chi farà il centrale, forse lo stesso numero 22 che l'abbiamo sempre visto da laterale, adesso lo vediamo poi centrale, però ancora una volta Lopez incredibile. Sanzo sul punto di battuta, Moncada, pressione di Pisani, quindi Pisani, la Fiora, Nicchia e Cignani, insomma un quintetto molto offensivo adesso. E ben 3 under per il Palermo, perché Cignani è un 2006, Nicchia 2005 e San Martino 2005, quindi insomma non possiamo non dire che mister Gentile e i giovani non piacciono. Fuori un over, dentro un altro over invece, fuori la Fiora, dentro Gennaro che non ha segnato e chissà che non arrivi il suo momento. Adesso gran palla per Pisani, secondo palo! Flavio Cignani segue perfettamente il secondo palo, ma Pisani da una palla meravigliosa, 0-5. E poi l'esultanza con la cornetta insieme a Gennaro, e poi time out chiamato. Nel frattempo è molto arrabbiato mister Corrao. Piccolo momento di pausa. Adesso vediamo se ci sarà qualche cambio, anche sa che invece non entri anche Megna nel secondo tempo, magari qualche minuto per fare anche giocare, perché i ragazzi under 19 devono anche giocare con la prima squadra, perché pur sempre, mi viene a dire, è quasi totalmente un grande allenamento. Abbiamo visto per esempio altri 3 ragazzi dell'Under 19 come Ethan Di Chiara, come Gabriele Catalano e Vittorio Torregrossa, che stanno brillando con la selezione Under 19, però purtroppo non sono entrati in campo. Era la trasferta nella seconda di campionato contro Atletico Monreale, una gara molto complicata, ma sono giocatori che sicuramente verranno convocati poi loro, ma anche altri, per esempio verrebbe a dire anche un Ruggero Meli che sta facendo tanto bene con l'Under 19. Insomma, sono ragazzi che effettivamente troveranno spazio nel corso della stagione, devono farsi trovare pronti per qualche minuto, che può essere poi fondamentale per
anche portarselo come bagaglio d'esperienza. Intanto Lucchese, bella giocata, va al centro, Lucchese, San Martino si accartoccia su se stesso e poi Nicchia può ripartire dalla parte di Gennaro, palla che non passa adesso Nicchia, Gennaro ancora, secondo palo per Nicchia, ha sbagliato qui Gennaro, però è un Palermo che gioca ma soprattutto si diverte. Ha sbagliato Nicchia, secondo me. E serviva una risposta dopo i 9 gol presi in casa col Pioppo e credo che la risposta stia arrivando al momento. Gennaro, pressione, Alagna direttamente con le braccia e poi Moncada. Sanzo non lo vuole fare girare Cignani, bel lavoro qui di Cignani che forse da centrale si trova un po' più a suo agio. Lucchese, c'è il taglio, Pisani sbaglia più la diagonale, sbaglia invece Cignani, gran bel lavoro e forse mister Gentili ha trovato il ruolo di Cignani perché sta giocando benissimo da centrale, per Gennaro prende il palo, Gennaro ancora, non lo aiuta la fortuna. Moncada, Sanzo, poi Gennaro la tocca ma non basta, Moncada poi sbaglia solo. Gennaro ha riconquistato, anzi ha intercettato una serie di palloni inquantificabili. Cignani rischia tanto, forse troppo. Nicchia, un po' troppa sicurezza adesso. Poi Pisani per Cignani ancora. Aggancio volante non funziona. Aiutalo Pisà, aiuta Gennaro, Pisà. Sbaglia ancora Moncada, un po' troppi errori anche per lui. Giocatore che sicuramente è abituato a ben altri livelli, oggi un po' sottotono. Pisani dopo il tacco di Nicchia, metterci dentro per il compagno, non passa Sanzo, conta la difesa, Sanzo, apertura Moncada e Cignani ha preso pure questo. Calcio d'angolo verso Sanzo, Pisani se la ritrova lì, è stato molto bravo qui Pisani, poi va giù, fallo di Sanzo. Poi gran gol di Lucchese. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio. Calcio di punizione con Nicchia che si allarga, Cignani sempre centrale, Pisani invece a battere e Gennaro lì davanti. Cignani per Gennaro, si inserisce Gennaro, apertura verso Pisani, era sicuramente corretta però un po' troppo profonda. Palla lunga, Cignani qui buca clamorosamente, Sanzo, San Martino, perfetto, anche se c'è un errore della difesa, San Martino risponde presente. Pisani alle spalle attaccato, Lucchese, salta tutti, Lucchese, San Martino, perfetto, Nicchia, riesce a fare passare il pallone, Gennaro, ha segnato Gennaro, però il tempo era anche finito. Il signor Vennici dice: mi dispiace ma il tempo è finito, devo fischiare, ed è giusto così. Squadre che vanno all'intervallo, risultato di 0-5, che gran bel Palermo Futsal Club. A dopo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però
va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano e non solo, perché quella è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligate, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma, nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligate e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol al minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida. 0-5 il risultato. Piccolo recap dei gol: 2 volte Chinnici, 2 volte la Fiura e uno di Flavio Cignani. Lucchese, Palermo con Gennaro, Nicchia, Di Chiara e Chinnici, che dopo un grandissimo primo tempo hanno lasciato il terreno di gioco, spazio anche per gli altri compagni. Adesso sono tornati in campo. Poi calcio da fuori qui Cosenza. Lucchese può avanzare, cerca il secondo palo, la tocca Di Chiara, poi Gennaro in anticipo, Cosenza fa valere il fisico e poi lavora tanto bene con la figura. Lucchese punta a Nicchia, esterno, Moncada se la costruisce da solo e non trova la porta, ma c'è stata anche una deviazione, dunque calcio d'angolo. Forse l'ha toccata Chinnici, perché sicuramente San Martino non la tocca. Calcio d'angolo San Martino, questa volta sì che la tocca e nega anche un gran gol a Moncada, che ci riprova, forse sì, forse no, cerca invece di allargare le parti di Lucchese. Moncada ancora, apertura centrale, Alagna, poi Chinnici a dar fastidio. Lucchese, Moncada, finta di corpo, molto elegante, Chinnici non abbocca, Salamone. Palla su Cosenza, ma un po' complicata. E quindi rimessa laterale per il Palermo con Di Chiara per Gennaro, fa sportellate come sempre con la difesa avversaria, poi Vaggio e penso prende calcio di punizione, e così è infatti. Chinnici chiama a distanza, si va da Di Chiara, Chinnici, poi Salamone, la tira in campo, molto bene Lucchese, sempre Chinnici a dar fastidio, recupera l'ennesimo pallone, Gennaro col tacco si gira molto bene esterno, Nicchia, c'è Chinnici, lo osserva adesso Chinnici, guarda secondo palo, tocca palo, rimane Gennaro! Questa volta il gol è valido, 0-6. Non ha fatto assist Chinnici, ma è come se fosse, perché la palla secondo palo è stata messa proprio da lui. Poi una deviazione da parte del difensore che non ha fatto arrivare a Gennaro il pallone pulito, però ha comunque buttato in rete. Alagna poteva fare veramente pochissimo da lì. Nicchia, scavetto, salta Salamone, Nicchia ancora e poi bella qui la chiusura difensiva da parte di Cosenza. Alagna, poi il passaggio. Di Chiara, Nicchia, si gira ancora su Lucchese, sta soffrendo tantissimo Lucchese, a Nicchia che lo salta ancora l'ennesima volta, Nicchia ancora con le mani, poi da dietro Gennaro, palla addirittura fuori dal campo, però Nicchia ha fatto una giocata super, ma probabilmente c'era anche un fallo da parte di Lucchese che... e poi Gennaro commette invece lui il fallo, però Salamone porta a spasso Gennaro, imbucata Cosenza, poi tocco direttamente da Alagna, però non è positivo. Con il pallone che sta per essere riportato in campo, quello precedente di Gennaro. Nel frattempo rimessa laterale con Chinnici, si perde un po' di tempo.
Di Chiara. Tocco su Nicchia. C'ha le spalle Salamone. Nicchia scivola il 4, però dato giù Di Chiara. Scontro forse con Cosenza. Signor Provenzano dice adesso basta ad entrambi. C'è la prossima giallo per entrambi. Nel frattempo Incalcaterra e Sanso stanno per entrare. Vediamo al posto di chi? Forse Lucchese e Cosenza. Cosenza, sì. Di Chiara per Gennaro, mette dentro e poi Di Chiara non ci arriva, Lagna la smanaccia come può. Salamone riparte dal basso, adesso Moncada con la punta, ci ha provato a servire Sanso ma un po' complicato. Chinnici, contromovimento di Nicchia, va invece da Gennaro, un po' troppo profondo il tocco di Chinnici, forse il primo errore della partita. Chinnici che ha segnato nella scorsa partita contro il Pioppo, il primo gol in stagione e ci ha preso gusto, doppietta questo pomeriggio, sono 3 per lui totali. Salamone, bel dribbling su Gennaro, apertura da Incalcaterra che vuole costruirsela solo, poi Sanso di prima, Chinnici ancora trattenuta, forse c'è il giallo, vediamo, il giallo credo sia sacrosanto, però bisogna aspettare perché con il giallo si attende il fischio che infatti arriva. Fallo tattico da parte di Incalcaterra che per non far ripartire il 10 rosanero ha preferito trattenerlo per la magliettina, non un fallo cattivo chiaramente, però giusto da sanzionare con il cartellino di colore giallo. Tanto contromovimento di Chiara, Gennaro invece va sulla profondità, Nicchia più indietro, Chinnici invece in battuta. 1-2, perfetto, palla che passa, Nicchia, cerca il tocco verso i compagni, bravissimo Salamone qui a negarglielo, sbaglia invece Di Chiara, Sanso, sbaglia pure Sanso. Chinnici, ancora una volta non si capisce con Gennaro che dato incontro, Chinnici invece chiedeva la profondità. Salamone. Nel frattempo entrerà Incalcaterra Antonino con la 23. Incalcaterra di ritorno, San Martino centrale, allontana come può, poi Nicchia, Sanso e credo forse deve essere lo stesso compagno probabilmente, anzi no, ha preso Chinnici che infatti è rimessa laterale. Salamone, vediamo se calcio adesso, traversa, mi sa che è un pizzico di sfortuna però qui forse San Martino non si era posizionato benissimo perché era lì un po' troppo sulla sua sinistra, lasciando praticamente tutto l'angolo di destra sguarnito. Salamone ha calciato però dritto sulla traversa, molto sfortunato qui. Nel frattempo si alza la panchina Lucchese, forse potrebbe essere il primo cambio. Salamone, Sanso verso Moncada con Chinnici, non si passa però, pronto Incalcaterra ad entrare con la 23, poi conclusione ancora, San Martino smanaccia, la palla non vuole entrare, Di Chiara contropiede, l'ennesimo verso Nicchia, Lagna, perfetto. A Nicchia manca sempre tanto il gol, che fa un lavoro incredibile, salta l'uomo quasi sempre, fa assist quasi sempre, manca un po' il gol però. Di Chiara, centrale Gennaro, gran lavoro, col tacco si gira, Di Chiara ancora la meglio, potrebbe metterlo al centro, Di Chiara a rimorchio, Nicchia, Alagna! I compagni lo cercano tanto a Nicchia, lo vogliono fare segnare, perché è un ragazzo che merita il gol.
Tanto dentro in Calcaterra per l'altro in Calcaterra, quindi ormai soltanto uno in campo. Sarà corner con Di Chiara. Chinnici mette giù il tacco di Gennaro ancora. Lo sta per fare bellissimo Gennaro che poi lavora il pallone ma se lo porta fuori. Calcaterra. Moncada, Sanso. Centrale, in Calcaterra ancora. Salamone. Moncada. Vuole puntare Nicchia, è tecnico e lo sa, Nicchia però lo fronteggia, ruba palla e poi Gennaro è un 2 contro 1, Gennaro per Nicchia, la controlla Nicchia, è arrivato finalmente il gol, 0-7, se l'è meritato, meritatissimo per Nicchia, ma che palla ancora di Gennaro che anche se non fa gol, fa comunque l'assist. Chiaramente non ci siamo dimenticati del gol di Gennaro di oggi, però questa occasione non ha cercato la conclusione, ha cercato invece il passaggio, scelta corretta. Al frattempo dentro Lauti e Lucchese per i due laterali, ovvero Di Chiara e Nicchia. Vediamo se ci sarà spazio per Megna, magari negli ultimi minuti, per fare un po' di minutaggio, anche se San Martino è perfetto al momento. Chinnici, Gennaro, c'è Lauti in mezzo, lo serve adesso, fermato per il 98. In Calcaterra, Chinnici in anticipo, quasi un tiro. Anche l'urlo di Chinnici. Frattempo in campo anche Lucchese. Salamone. Lucchese. Gennaro come sempre va da tanto fastidio, ruba il pallone e qui tanti dubbi però. In Calcaterra, Chinnici, Lucchese avanza, lo insegue Lucchese, secondo palo su Gennaro, era una grande palla quella di Fabio Lucchese, inseguito dall'altro Lucchese. Lucchese, il dribbling tra Lucchese e Chinnici e ancora una volta tanti dubbi però qui. Salamone. Un buon lavoro. Sanso da pivot. Calcaterra. Lucchese. Non si punta Gennaro. Salamone, bella giocata esterno, liberare Lucchese. La tiene lì, cerca il compagno. Salamone, ancora apertura su in Calcaterra. Palla fuori. Nel frattempo sta per entrare sia Capitano Fiora che Lopez. Posto sicuramente di Gennaro e Chinnici. Lucchese, il dribbling su Calcaterra, piccola trattenuta, poi il rimpallo non lo favorisce, Chinnici su Gennaro, palla da Alagna, in Calcaterra, Sanso, credo sia l'ultima azione sia per Gennaro che per Chinnici. Lucchese passa su Chinnici, poi apertura, Sanso! Lo fa bellissimo questo gol. Palla a fil di palo, non può nulla San Martino. 1-7. Poi Lopez. Frattempo giallo per Lucchese con Salamone che è molto arrabbiato con il compagno, forse qualche protesta di troppo. Si lamenta per una trattenuta, credo. Lopez, Lauti, intanto dentro diciamo la Fiura e poi fallo. Fallo di Lucchese.
Lopez, la Fiura di prima, Lucchese anche lui per Lauti, Lucchese ancora con l'incalcatera, lotta Lucchese, sono trattenuta del calcio di punizione. Cosa non hai capito? Sei in campo. Cosa non hai capito? Questo è il terreno di gioco se tocchi qua. Mettiti là allora se devi entrare. Nel frattempo il signor Benici molto arrabbiato con Cosenza per le regole, chiaramente. Te la ricordi? Oh Mario, vai al palo, te la ricordi? C'è Lucchese ma anche la Fiura sul punto di battuta. Portiere posto, mi dai l'ok? Uno. Va la Fiura, calcio di potenza su Lucchese, poi Sanzo, Lopez in anticipo, c'è fallo. Lauti, la Fiura, San Martino centrale, Lauti si fa vedere Lucchese, lo osserva adesso col tacco, poi va dalla Fiura. Nel frattempo è quinto fallo, quindi potrebbe esserci un tiro libero, anzi no, time out per ora. Time out dunque chiamato. Nel frattempo adesso ci sarà qualche cambio con Megna che effettivamente si è alzato dalla panchina, quindi potrebbe anche fare il suo esordio. Potrebbe anche essere il primo giocatore dell'Under 19 del Palermo ad esordire, perché dicevamo di Chiara, Torregrossa, Catalano, che sono stati convocati, non hanno ancora messo piede in campo. Invece Megna potrebbe forse entrare, perché al momento è alzato, quindi chissà che magari mister Gentile non gli voglia concedere qualche minuto con i grandi per poi portare la sua esperienza anche nello spogliatoio dell'Under. Sicuramente molto utile. Si rientra in campo intanto. Nel frattempo si gioca con il quinto di movimento. Dentro anche Moncada. Fuori in calcaterra. Adesso il quinto è fatto. Ah, ok, non vedevamo la casacca. Fatto da Cosenza. Palla dentro San Martino, Sanzo e San Martino ancora. Un gatto San Martino. Salamone, esce Lauti, a centrale, poi Moncada. Salamone. Fronteggia, poi tocco da Sanzo, Cosenza. Adesso forse il Palermo non lo sta difendendo molto bene il quinto. Troppi spiragli, infatti qui la palla verso Cosenza e Lopez è in scivolata, mette una pezza gigantesca. Però credo che dovesse stringere un po' di più Lucchese in questo caso. Sanzo, Moncada. Qui Lopez ha praticamente guidare i compagni su tutti i Lauti, che ricordiamo una buonissima carriera nel mondo del calcio a 11. È un neofita ancora del futsal. Sicuramente sta imparando benissimo, perché in 4 partite ha fatto 3 assist, nessun gol, però ancora un po' di dettami li deve guadagnare. Poi Lucchese cerca la porta, la tocca, la palla quasi entra in porta, perché col tacco la salva Moncada. Lucchese ci ha provato, poteva forse anche un po' avanzare. Salamone, Sanzo, Cosenza, cerca la porta e la rompe addirittura, non può andare a San Martino. 2-7. 12 minuti, crediamoci, oh, dai! Di 2-7 il risultato. Lucchese, Lauti, sbaglia il passaggio. Poi Lopez mette un'altra pezza gigantesca. Lauti vuole il fallo, Lauti
infilandosi in mezzo a due, e poi fuori Alagna, dentro ancora Cosenza. Ha fatto un gran gol in precedenza. Salamone. Moncada. Ancora Salamone, c'è largo il compagno, ma ci va soltanto adesso. Lucchese, palla dentro, Cosenza ancora, e poi San Martino che cerca anche la porta. Ci ha provato subito, personalità per San Martino. Pallone direttamente dalle parti di Mirko Valenti, il fotografo del Premio Futsal Club, sempre presente anche lui. Che messo invece dietro la porta, non può stare in campo, ricordiamo. Poi San Martino forse la tocca? Calcio d'angolo, sì, la tocca San Martino. Anzi no, soltanto palo. Lauti qui rischia tanto e Lopez allontana come poi. Adesso sta faticando il Palermo, invece sta cercando di imporsi il Giudecca, forse un po' troppo tardi però. Sanso. Cosenza. Sanso ancora. Poi dentro l'area di rigore, ancora Cosenza, la Fiora la porta lontano, la tiene lontano in mezzo a due, la Fiora ancora in mezzo a te, non gli leva nessuno, la Fiora, apertura, Lucchese può cercare la porta, c'è Lauti ma sbaglia il passaggio, Moncada, contropiede, la Fiora che poi fa fallo, va a chiedere subito scusa a Moncada. È giallo per Lopez però. Giallo per Lopez, però fallo l'ha commesso la Fiora, quindi non capiamo. Anzi no, forse giallo. Allora, forse non è giallo per Lopez, ma è giallo per la Fiora. Dobbiamo capire se effettivamente è stato un errore il giallo per Lopez o se invece entrambi ammoniti. Adesso cerchiamo di capire, ma nel frattempo è quinto fallo anche per il Giudecca, che dunque potrebbe affacciarsi dalle parti di San Martino. A breve, vedremo. Vediamo intanto quanto manca. Con Moncada sulle punte di battuta. Adesso cerchiamo di darvi anche contezza del tempo rimanente. Sanso, lavoro non impeccabile di Lucchese qui in fase difensiva. La Fiura cerca la porta, poi Lopez ci pensa, calcia fuori. Poi Cosenza subito si continua col quinto, insiste col quinto, perché effettivamente sono arrivati 2 gol, sono arrivati, e non può che fare così il Giudecca, che da quando sta facendo il quinto sta effettivamente tenendo benissimo il campo. Moncada. C'è anche i giocatori giusti per farlo, perché Salamone, Sanso, Moncada sono sicuramente 3 giocatori che di calcio a 5 hanno fatte tante partite in carriera. Lucchese, ed è tiro libero, qui molto ingenuo, anzi è quinto adesso, chiedevamo fosse libero, invece no, è quinto adesso. Nel frattempo è pronto ad entrare Di Chiara, forse per Lucchese. Tanto è entrato in campo Pisani per Lauti, quindi equilibria mister Gentile con un velocista. Mancano 8 minuti, nel frattempo ringraziamo come sempre la regia puntualissima. Lucchese, diciamo mister Gentile equilibria con un giocatore un po' più tecnico come Pisani, però anche un po' più statico, con un giocatore invece velocista puro come Di Chiara. Lucchese si dimentica il pallone, in rimessa laterale. Moncada, e Lucchese infatti si mette sulla fascia sinistra, ovviamente più vicino al cambio. Mancano 7 minuti adesso. Cosenza, Sanso, gran gol in precedenza. Poi Moncada si dimentica la palla, la Fiora lotta col fisico, la Fiora, non c'è fallo di Moncada, si continua tutto regolare. Salamone allarga, Lucchese, finta e controfinta, può mettere dentro, lo fa forse con troppa forza, per nulla morbido, tanta potenza. Qui la Fiura, poi Pisani, prova uno scatto da centrometrista.
un po' non da lui, possiamo dire. Giocatore molto tecnico, molto fisico, un po' meno forse atletico. Lucchese, bella giocata, apertura sulla Fiura, ancora Lucchese, se l'è portata fuori, poi cambia ancora dentro Cosenza, fuori Alagna, un po', abbiamo detto più volte, fanno il power play o quinto di movimento, chiamatelo come volete chiaramente. Salamone, Sanso, Salamone, apertura su Lucchese che mette dentro, palla rimane Moncada e San Martino è perfetto e ormai non è più una novità. Classe 2005, ma veramente un gran portiere Giovanni San Martino. Moncada ancora, apertura da Sanso che cerca di rientrare sul destro poi sul sinistro, Cosenza dietro da Moncada, la Fiora non vuole rischiare una pressione troppo alta per non farsi superare. Nel frattempo Di Chiara è pronta ad entrare ma ancora non subentra Cosenza, poi la Fiora non ne riesce a trovare la paternità del pallone. Lucchese, San Martino non lo può negare il calcio d'angolo. Ancora niente di Chiara. Sanso mette dentro San Martino con i piedi, non pulitissimo, va bene così, poi Lucchese! Fabio Lucchese! L'aveva sfiorato prima, l'aveva sfiorato anche qualche giornata fa con il portiere fuori, lo fa adesso, questo pomeriggio, 2-8. E poi dentro Di Chiara, fuori Lucchese, ha fatto bene ad aspettare mister Gentile a congelare il cambio, perché Lucchese lo ha ripagato con l'8º gol. Sanso, Cosenza, va dietro da Moncada, prende in pieno la Fiora, poi finta, ancora Moncada con la punta, la Fiora gli dà fastidio fino all'ultimo, Salamone, pressione anche di Pisani che non vuole commettere fallo, sa bene che significherebbe concedere il tiro libero. Di Chiara ruba il pallone, cerca anche la porta, è un po' difficile per lui. Del calcio d'angolo con Di Chiara che va a battere, vediamo che schema si inventerà mister Gentile. La Fiora calcia decisamente male, prende anche una macchina però piano, prende una macchina piano però chiaramente capitano la Fiora. E dunque Sanso, Salamone invita Moncada, tocca Pisani, poi la Fiora con il mancino, la Fiora voleva il calcio d'angolo, dice di no il signor Bennici. Salamone, Moncada, Salamone, Moncada ancora, Sanso, Salamone, calcia fuori. Nel frattempo c'è qualche protesta forse in panchina? E poi c'è qualche protesta forse per la casacca nel quinto di movimento. Effettivamente è lo stesso preciso colore dell'arbitro. Nel frattempo si alza la panchina Cignani che dovrebbe fare il suo ingresso forse per Lopez. A questo punto, se vuole continuare questo esperimento da centrale, che secondo me è anche abbastanza riuscito. Salamone, Cosenza, Salamone ancora, poi Sanso. Ha cambiato Sanso posizione col Moncada. Adesso, infatti, è l'ex Monreale essere più vicino alla porta. Con Sanso invece a gestire. Palla dentro e Lopez si trova sul palo, non la fa arrivare a San Martino, dunque calcio d'angolo. Quindi ci sarà tempo per Megna, per il suo esordio.
tanto calcia Sanso, decisamente da dimenticare, un po' come il tiro di La Fiura in precedenza. San Martino, La Fiura alza lo sguardo, Lucchese fa un bel contrasto, dentro anche Cignani per Lopez, sì, con al momento Pisani che fa il centrale, ma credo sia semplicemente una questione di momenti, poi andrà Cignani a farlo, tiro che qui da dimenticare per Cosenza. Nel frattempo il pallone, ok, è tornato adesso. Vediamo quanto manca credo pochissimo. Cignani lotta col fisico, poi dichiara, lo aiuta. La Fiora col tacco e San Martino alza la voce, prende il pallone, poi rilancio lungo per Pisani, la controlla Pisani ancora, il dribbling! E poi il gol anche di Antonio The Dream Pisani che fa 2-9. Qui l'assist è tutto di San Martino, lo segneremo chiaramente nelle statistiche ufficiali. È stato lui a realizzare il passaggio vincente su Pisani che dopo un controllo ottimo stava quasi per sbagliare, ma poi l'ha buttata dentro. 2-9. Salamone. Moncada adesso anche un po' perso il ritmo, il Giudecca che stava giocando bene nel secondo tempo da quando ha fatto il quinto di movimento. I 2 gol subiti però precedentemente. Il Sanso calcia, prende Pisani, era dritta in porta. Del calcio d'angolo. Moncada. Sanso. Salamone vuole nascondere il pallone. Pisani però dà fastidio. Moncada. Avanza Moncada che poi appoggia da Sanso che cerca il secondo palo, quasi una sponda. La Fiura cerca un gran gol, ma palla esce fuori. Chissà se entra Megna nel frattempo. Vedremo se ci sarà minutaggio per il giovane portiere. Moncada, secondo palo, la tocca Lucchese, poi la San Martino ancora è impeccabile. La Fiora questa volta carica il tiro, ma non è un tiro alla Fiora questo, che sicuramente ci ha permesso di commentarne quest'oggi, lo possiamo dire, 101 gol, tutti meravigliosi e importanti. Quando veste questa magliettina, lui che è al 4º anno, insieme a Lorenzo Chinnici, giocatori con più presenze, presenti da sempre. Pisani, io sei più fortunato di La Fiura, chi dà la palla di ritorno. Pisani ancora la controlla, Pisani, doppietta 2-10, risultanza questa volta arriva di Pisani. E poi dentro Megna è entrato il portiere dell'Under 19, lo dicevamo, avevamo chiamato per lui questo esordio in C1 assoluto. Vediamo come si comporterà dentro anche Lauti nel frattempo, al posto di Dichiara. Sicuramente ne sarà orgoglioso Flavio Spataro, che è il responsabile del settore giovanile, così come anche Giancarlo Di Modica, così come Giuseppe Velardi, che si occupa personalmente dell'allenamento del portiere con grandi porzioni di talento. Però nel frattempo il tempo è finito, dunque credo manchi veramente una questione di pochissimi secondi. Non bisogna entrare in campo, il pallone è ancora in gioco, però vediamo quanto manca, perché credevo mancasse una manciata di secondi, ma a questo punto ipotizzo che manchi un po' di più. Ma si sono praticamente fermati tutti sul 2-10, con il Palermo Futsal Club che è pronto ad arrivare a quota 9 in classifica, vincendo 3
scontri diretti, lo fa adesso e finisce dunque la partita. 2-10 il risultato, vince il Premio Futsal Club, vince ancora in trasferta, 0 punti in casa, 9 lontano dal Tocia. Questo è uno scontro che, come dicevamo anche in precedenza, vale 6 punti perché è uno scontro salvezza abbastanza importante. Faremo vincere con grande qualità, giocando bene, divertendosi e divertendo anche i tifosi qui presenti che come sempre hanno seguito la squadra. Intanto come sempre invece vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima!